Insomma, davanti a un bollettino di guerra non si può che rimboccarsi le maniche e vedere di fare qualcosa perché questo bollettino di guerra non sia più tale. L'incontro dell'altra sera con i segretari regionali dei sindacati era stato convocato prima dell'incidente di domenica alle acciaierie venete, ma inevitabilmente è stato segnato da quanto accaduto a Padova. Zaia ha immediatamente convocato gli stati generali della sicurezza sul lavoro in Veneto. Lunedì prossimo sarà una riunione operativa. E da lì partire subito una fase operativa di chi fa cosa, insomma, di stabilire le linee di investimento per l'ulteriore formazione, i rapporti SPISAL, lavoratori responsabili della sicurezza nelle aziende, i controlli, insomma una dotazione organica di personale. Cercheremo di discutere assieme, la ragione è disponibile, cioè io non posso pensare che i miei veneti muoiano, e i cittadini in generale, per carità, che tutti i cittadini che lavorano in Veneto muoiano lavorando, cioè non esiste, oppure siano mutilati o invalidi a causa di incidenti sul lavoro. Affrontare i temi con lucidità, dice Zaia. Di fronte a una massa critica di 600.000 imprese è giusto che la Regione ci sia e condivida la sfida con i sindacati. Vediamo ad esempio che c'è un sacco di incidenti nel mondo dell'agricoltura. Questo ci fa capire che forse il tema della formazione rispetto ai cappottamenti dei trattori, le barre antinfortunistiche e quant'altro sono uno dei grandi temi, piuttosto che i cantieri edili, altro tema nel quale ci sono incidenti e così via. Quindi direi senza criminalizzare e generalizzare e senza assolvere nessuno si deve affrontare il tema.